Coach Aloisi lo dicevo nella precedente intervista, in questa partita ce ne sono state più di partite, ad un certo punto sembrava l'inerzia essere dalla parte di Follonica. Cosa vi è mancato per completare una rimonta che sarebbe stata quasi epica? Esperienza, esperienza. La nostra è una squadra molto giovane, ha fatto un'annata molto travagliata con una crescita mi sembra abbastanza importante, evidente negli ultimi 2 mesi e mezzo. Sono molto contento, non posso, certi momenti della gara purtroppo non si allenano che non attraverso queste situazioni di cui i ragazzi fanno tesoro. La serie ovviamente non finisce qui, adesso avrete gara 2 in casa. Cosa dovrete fare per rimanere proprio in questa serie? Se noi giochiamo così come stasera, noi a sabato a Follonica vinciamo, perché abbiamo giocato meglio dell'Empoli. Abbiamo avuto più occasioni da rete rispetto a loro. Abbiamo avuto il pallino in mano fuori casa quasi tutto il secondo tempo. Per cui io non ho niente da dire ai ragazzi, il problema è soltanto se noi a livello caratteriale non abbiamo il giusto approccio. Se noi abbiamo il giusto approccio io sono molto fiducioso per sabato, sono tranquillo. Grazie mille, in bocca al lupo. Repito.